I nomi che circolano per il nuovo sindaco di Agrigento. A Favara la ricorrenza di San Valentino ricordata con un flash mob contro ogni forma di violenza. Un finanziamento per il ripristino a Cammarata della sorgente Santa Lucia. Diversi gli appuntamenti per Carnevale alla pediatria del San Giovanni di Dio, l'allegria della festa con la banda musicale di Favara. Per lo sport calcio perde il Castrum Favara, la solita panoramica degli altri campionati. Ben ritrovati da TVA Notizie. Amministrative ad Agrigento, i nomi che circolano sui probabili candidati a sindaco. Arturo Cantella. Tra i possibili nomi per un futuro sindaco della città di Agrigento è messo quello dell'onorevole Roberto Di Mauro. La nota, pubblicata addirittura in prima pagina del quotidiano regionale La Sicilia, dove citiamo testualmente: per Agrigento Lombardo gioca il Jolly Di Mauro, un nome sul quale gli alleati sarebbero pronti a puntare, nonostante qualcuno ricorda la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex assessore all'energia sull'appalto della rete idrica agrigentina. Un tavolo regionale per le candidature in Sicilia si è svolto a Palermo nel fine settimana alla presenza dei segretari del centrodestra Luca Sbardella per Fratelli d'Italia, Marcello Caruso per Forza Italia, Fabio Mancuso per Grande Sicilia, Massimo Dell'Utri per Noi Moderati, Totò Cascio per la Democrazia Cristiana, Nino Germanà per la Lega. Al tavolo non era presente l'UDC, a quanto pare escluso. Sul tavolo le candidature di Agrigento, Enna, Marsala e Messina, dopo le dimissioni dell'attuale sindaco Federico Basile. Questo incontro, hanno detto al termine i rappresentanti delle forze politiche, ha confermato la volontà e l'impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati al voto in Sicilia, individuando candidature d'alto profilo politico e amministrativo. Ad Agrigento già da qualche settimana filtrano i nomi dell'ex vice sindaco del tempo di Zambuto, che poi ne prese l'incarico a seguito delle sue dimissioni, del chirurgo Pietro Luparello, spalleggiato sembrerebbe dall'onorevole Lillo Pisano. Anche l'ex sindaco Lillo Firetto ambisce a tale candidatura con un'ampia coalizione su cui sarebbe calato l'Alte di Fratelli d'Italia. Altro nome forte tra i candidati è quello dell'ex sindaco di Agrigento Lillo Sodano, che guidò la città dall'85 all'86 e poi dal 93 al 2001 e successivamente eletto senatore della Repubblica dal 2001 al 2006 nelle file del CCD, CDU-DC, coalizione Casa della Libertà. Tra le tante cose fatte dall'allora sindaco Sodano, che in tanti ricordano, è stata l'apertura del Teatro Pirandello, l'inaugurazione avvenuta alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il teatro fu riaperto dopo 39 anni di chiusura. Tra le tre opere compiute, l'apertura della piscina comunale del Palazzo dei Filippini, del parcheggio pluripiano di via Empedocle e tante le altre cose fatte per la città sono state raccolte in un suo libro, Meglio un giorno da sindaco, presentato allora dal critico Vittorio Sgarbi. Sodano è ricordato in particolare per la pulizia della città nel suo periodo. Le candidature dell'ex sindaco Sodano è ben vista da tanti cittadini che lo ricordano sempre presente nei vari quartieri agrigentini a seguire giornalmente le istanze dei tanti cittadini. Una figura temuta dai vertici della politica agrigentina e che potrebbe mettere in seria difficoltà ogni probabile altra figura che vorrebbe aspirare alla carica di primo cittadino di Agrigento, capitale della cultura 2025, un'occasione purtroppo andata persa per la collettività agrigentina e che, nonostante siano stati sperperati milioni di euro, il risultato è stato un vistoso calo di presenze turistiche in città. La ricorrenza di San Valentino, ricordata a Favara con il flash mob internazionale 1 miliardo in rivolta. Vediamo con Giuseppe Moscato. Anche a Favara, come in tutto il mondo, in occasione di San Valentino si è dato corso al flash mob internazionale 1 Million Rising,
ovvero 1 miliardo in rivolta. Una grande mobilitazione che invita donne e uomini a unirsi per dire basta a ogni forma di violenza e discriminazione, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull'amore consapevole. È stata una manifestazione partecipata e ricca di significato, organizzata dall'amministrazione comunale di Favara con l'assessore Carmen Lopresti, in collaborazione con l'Istituto Superiore Ambrosini Martin Luther King, diretto da Mirella Vella, il Centro Antiviolenza Gloria Sportello LGTBQ, presieduto da Liliana Militello, e la Consulta Giovanile di Favara. Un grande cuore a simboleggiare il tema scelto per l'edizione favarese, amore senza catene. Flash mob che ha posto al centro il valore di un amore libero da possesso, paura e sopraffazione. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti che con grande partecipazione e creatività hanno animato il flash mob attraverso canzoni, balli, momenti di riflessione condivisa. I ragazzi hanno realizzato cuoricini colorati, arricchiti da messaggi e scritte per dire ti amo in modi diversi, inclusivi e rispettosi, trasformando parole semplici in potenti simboli di cambiamento. Ogni gesto, ogni frase, ogni movimento ha ribadito con forza un messaggio chiaro: no alla violenza, sì al rispetto, alla libertà e alla dignità di ogni persona. Sentiamo gli organizzatori, ma anche gli studenti. Oggi abbiamo voluto celebrare l'amore perché in ogni sua forma, attraverso questi cuori che i ragazzi del Martin Luther King hanno realizzato e li abbiamo appesi in tutta la piazza decorandola, abbiamo detto ti amo in modi diversi, perché si pensa a volte che dire ti amo sia soltanto una frase composta da 2 parole, ma si può dire ti amo in modi veramente diversi. Stai attenta, sei arrivata a casa, hai mangiato, prendersi cura, perché per me l'amore è prendersi cura di qualcun altro. È stata un'iniziativa in collaborazione con il Martin Luther King, per questo ringrazio la preside, ringrazio Rianna Vassallo e anche in collaborazione col Centro Antiviolenza Gloria, quindi grazie anche a Liliana Militello e tutti i ragazzi che sono stati veramente preziosi, rappresentanti di istituto e della consulta studentesca. Grazie alla coesione di tutti siamo riusciti veramente a fare qualcosa di magnifico. Sì, e lo abbiamo fatto partecipando anche noi al Flash Mob 1 Billion Rising, che è appunto un flash mob che viene fatto in tutto il mondo il giorno di San Valentino, e oggi abbiamo voluto esserci anche noi. Amore senza catene, amore in tutte le sue forme, quindi diamo proprio un inno alla vita, un inno all'amore. L'Istituto di Istruzione Superiore Ambrosini King, all'interno della settimana dello studente sono stati i ragazzi a decidere di partecipare a questo momento, a parte disegnando e creando questi cuoricini, ma soprattutto con delle poesie che mi hanno stupita, devo dire, perché hanno scelto di recitare Dante, Amor ca nulla amato, amar perdona, di recitare Catullo, Vivamus mea lesbia atque amemus, e anche sui cuori hanno scritto delle frasi in latino, delle frasi in inglese, delle frasi in spagnolo, per dimostrare come la cultura insieme alla bellezza abbiano fatto questo momento. Quindi il rispetto, la libertà, ma anche la cultura e la bellezza a fondamento di questa giornata. Siamo molto entusiasti come studenti e ringraziamo tantissimo il Comune per l'invito che ci hanno dato e che abbiamo ricevuto, e anche per tutta la calorosità con cui ci hanno accolto in questo evento. Soprattutto siamo rimasti molto entusiasti per i ragazzi perché hanno collaborato tantissimo in questa giornata importante. Inoltre io volevo aggiungere che siamo davvero rimasti molto contenti del risultato appunto di questa iniziativa, e siamo anche felici di esserci uniti al miliardo di persone che anche loro fanno questo flash mob in memoria appunto della giornata sull'amore. Appena il Comune ci ha mandato questo invito abbiamo accettato immediatamente, infatti noi abbiamo voluto portare proprio il tema dell'amore proprio del giorno di San Valentino, inserito poi nel progetto della nostra settimana dello studente, che proprio accomuna tutti gli studenti del Martin Luther King, Ambrosini King adesso. Infatti noi vogliamo dare un ringraziamento più universale a tutto il mondo e soprattutto stare sempre attenti alla tematica del lavoro. Grazie. Grazie a tutti. E siamo al Carnevale. Dal 20 al 23 febbraio a Montevago si svolgerà la 36esima edizione del Carnevale. Il servizio di Arturo Cantella. Il Carnevale montevaghese, giunto alla sua 36esima edizione, tornerà ad animare le strade del centro berigino
Con giornate di allegria, musica e tradizione dal 20 al 23 febbraio, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove i carri allegorici, maschere e spettacoli animeranno il cuore del paese. L'evento organizzato dal Comune di Montevago, dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, con il sostegno dell'assessorato regionale al turismo, rappresenta per i montevaghesi uno dei momenti più attesi dell'anno, capace di unire grandi e piccoli in un'atmosfera di festa e condivisione. Si inizia con la presentazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alla città dei ragazzi, quindi le sfilate nei giorni 20, 21, 22 e 23 febbraio a partire dalle ore 18, portando per le vie del paese un'esplosione di colori, musica e creatività. Molto atteso è l'appuntamento di sabato 21 febbraio alle ore 16 dedicato ai più piccoli, la grande festa di carnevale animata dal coro degli angeli offrirà un pomeriggio di giochi, balli e divertimenti per le famiglie. Il carnevale montevaghese, ha affermato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è da sempre un simbolo di identità, partecipazione e rappresenta un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Ogni anno associazioni, scuole e gruppi di cittadini collaborano per realizzare carri e costumi che raccontano con ironia e fantasia temi di attualità, cultura popolare. Anche quest'anno, conclude il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, sarà una bella festa, invito tutti a partecipare. E l'allegria del carnevale in corsia al San Giovanni di Dio al reparto di pediatria, grazie alla banda musicale Giuseppe Lentini di Favara. Giuseppe Moscato. L'allegria del carnevale arriva in corsia. La banda musicale Giuseppe Lentini di Favara rallegra la domenica dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria del San Giovanni di Dio di Agrigento. La banda, diretta dal maestro Gaetano Lentini, ha scelto di dedicare la giornata ai piccoli degenti e anche alle loro famiglie. L'evento, pensato per regalare un momento di sollievo a chi sta soffrendo il percorso della malattia, è stato reso possibile grazie alla disponibilità del direttore sanitario Vincenzo Asaro e del primario del reparto Giuseppe Gramaglia, che hanno accolto la proposta riconoscendone il valore umano e anche terapeutico. Coordinato con il supporto dei referenti ospedalieri, l'appuntamento ha visto i musicisti esibirsi in un repertorio vivace di brani molto cari ai bambini. Le melodie hanno trasformato per qualche ora l'ambiente clinico in uno spazio di festa capace di rompere la routine ospedaliera fatta di terapie, visite e spesso attese. A rendere ancora più dolce la giornata è stata la generosità della pasticceria Delis di Favara, che ha donato i tipici dolci di carnevale, offrendo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un momento di convivialità. Cambiamo argomento. Presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento
Giovedì 19 febbraio si terrà un incontro sulla riforma della giustizia. Interverranno Fabrizio Di Paola, avvocato del Foro di Sciacca, e Ignazio Valenza, presidente della Camera Penale di Agrigento. È stato costituito a Ribera un comitato per il no al referendum sulla riforma della giustizia. Il comitato nasce con l'obiettivo di promuovere un confronto sui contenuti della riforma. È in fase di organizzazione, scrive in una nota Caterina Sparacino per il coordinamento, una prima assemblea che vedrà la partecipazione di un magistrato. Domani a Piazza Indipendenza a Palermo sit-in a sostegno della vertenza dei 95 lavoratori a tempo determinato di ARPA Sicilia. Chiederemo al presidente Renato Schifani di intervenire per evitare che i lavoratori siano mandati a casa. Lo dice Giuseppe Badagliacca della Cisal, il quale ricorda che l'ARPA ha una scopertura di organico del 70%. Il segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, ha inviato un messaggio di auguri all'onorevole Nino Minardo, nominato dal segretario Antonio Tajani, responsabile nazionale per i rapporti federativi e con le liste civiche. Si tratta di una nomina, dice Marcello Caruso, che certifica come Forza Italia voglia essere un partito aperto al dialogo con tutte quelle forze di ispirazione popolare, cattolica e liberale nelle comunità che condividono il rifiuto di qualsiasi estremismo. A Cammarata la sorgente Santa Lucia, utilizzata in passato e poi abbandonata, rappresenta un'opportunità per il territorio. Lo scrive in un post il sindaco Giuseppe Manciapane. Grazie al nuovo pozzo in fase di realizzazione a Monte dell'Ospedale, dopo il finanziamento di 450.000 euro, la sorgente garantirà anche la riduzione dei costi energetici con l'abbattimento dei costi di distribuzione. Rinnovato il parco tecnologico del servizio di radiologia del poliambulatorio di Lampedusa, con un investimento di 470.000 euro fondi del PNRR, l'ASPI di Palermo intende migliorare la qualità delle prestazioni diagnostiche per la popolazione dell'isola. Il poliambulatorio, tra l'altro, è stato dotato di un nuovo apparecchio radiologico e di uno portatile per garantire continuità operativa in caso di fermo tecnico delle apparecchiature principali e per garantire l'esecuzione di esami urgenti. Cittadini e servizi più vicini con le case della comunità. Oggi in provincia di Agrigento è in programma l'inaugurazione delle prime 3 case su un totale previsto di 19 sul territorio provinciale. Si tratta di un modello di assistenza territoriale dove operano medici di medicina generale, pediatri, infermieri e servizi sociali. Alle cerimonie sarà presente l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni. Alle 10:30 è stata inaugurata la Casa della Comunità a Ribera, alle 15 quella di Canicattì e alle 16 la struttura di Ravanusa. Alle 13 al San Giovanni di Dio c'è stata una cerimonia per la stabilizzazione di 28 infermieri. E adesso un servizio sull'emergenza abitativa a Palermo. Zen 2 ancora al centro di tensioni. Sono stati giorni di paura quelli vissuti nel quartiere palermitano, dove una famiglia di 5 persone che alloggiava in una delle case popolari avrebbe ricevuto minacce criminali che l'avrebbero portata ad abbandonarla. L'ennesimo episodio questo che sembra essere collegato alla presunta esistenza di gruppi criminali che gestirebbero il cosiddetto racket delle case popolari nella zona. Sembrerebbe infatti che numerosi delinquenti avrebbero interesse ad occupare abusivamente gli alloggi o ad amministrarne le assegnazioni in modo illecito, lucrando sulla gestione delle proprietà e sull'indebita cessione dei locali. E quel che è peggio, per farlo sarebbero pronti a esercitare pressioni sui legittimi assegnatari, anche minacciando di violenza.
un vero e proprio business sulla povertà, un'organizzazione che si nutre delle disgrazie altrui. E sarebbe proprio questa la dinamica dell'evento avvenuto. Tali frange non avrebbero gradito l'assegnazione dell'appartamento in via Agesia di Siracusa alla famiglia avente diritto, secondo i requisiti disposti dalle autorità competenti. Per questo l'avrebbero intimidita, secondo quanto riporta ANSA, anche con lanci di pietre che hanno danneggiato i vetri, al punto da costringerla a lasciare l'alloggio per paura di ripercussioni ancora più violente. A seguito della vicenda, per evitare che l'immobile di Nuovo Libero venisse occupato dagli abusivi, si è stabilito nella casa quello che è stato chiamato un presidio di legalità. L'assessore comunale all'emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, ha trascorso la nottata tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio nell'abitazione per tenere d'occhio l'immobile in modo che non venisse occupato abusivamente. Insieme a lui i docenti universitari Costantino Visconti e Gioacchino Lavanco e la giornalista Stefania Petix. Questo gesto non avrebbe soltanto un valore simbolico per esprimere la vicinanza delle istituzioni, ma servirebbe anche a proteggere un bene pubblico e far sì che sia reso disponibile a chi ne ha realmente diritto. Sarebbe un messaggio al quartiere e alle reti criminali affinché si capisca che lo Stato e la comunità non tollereranno più le occupazioni abusive o le intimidazioni nei confronti delle famiglie assegnatarie. Il messaggio che credo sia stato recepito dal quartiere è che noi intendiamo difendere anche fisicamente i nostri beni pubblici per poter consentire che altri cittadini nella lista dell'emergenza abitativa possano godere di un tetto sicuro dopo anni magari di attesa. Rappresenterebbe un coinvolgimento della società civile con cittadini che collaborano attivamente con le istituzioni per difendere legalità e diritti. La controoccupazione delle istituzioni non si è limitata a una singola notte. Durante la seconda serata è passato dalla Casa Popolare anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha mostrato il suo supporto alla causa e, diffondendo una nota stampa dagli uffici comunali, ha espresso l'importanza di lottare contro il problema dell'emergenza abitativa. È altrettanto importante sottolineare, dichiara Lagalla, che l'abitazione in questione è stata riconsegnata spontaneamente al comune da una famiglia. Si tratta di un segnale fondamentale. Esiste una parte significativa della cittadinanza che collabora con le istituzioni e riconosce il valore della legalità e del rispetto delle regole. Questo è un patrimonio civico che va riconosciuto e rafforzato. La vicenda avvenuta evidenzia una dinamica più ampia, dove si concentrano povertà, disoccupazione e carenza di servizi, aumenta il rischio che si radichino forme di controllo illegale dei beni pubblici. Contrastare il racket, dunque, non significa soltanto reprimere comportamenti illeciti, ma anche rafforzare le politiche sociali, garantire trasparenza nelle assegnazioni, tutelare gli assegnatari e investire con continuità nella riqualificazione dei quartieri. La strada da percorrere è ancora lunga e il sostegno costante delle istituzioni risulta fondamentale per affrontare un problema complesso che da anni grava sulla comunità e che non mostra segnali di risoluzione nel breve periodo. Siamo alla pagina sportiva calcio. Il Castrum Favara perde in casa con la capolista Savoia e deve fare i conti con una classifica preoccupante. Il servizio e le interviste di Giuseppe Moscato. Castrum Favara cade ancora al Bruncolleri e vede farsi sempre più ripida la strada verso la salvezza. Risultato secondo pronostico nel testa-coda contro il Savoia, passa la squadra più titolata e tecnica in una partita però aperta e che ha visto soprattutto nel primo tempo il Favara macinare buon gioco. Ma contro la capolista Savoia finisce 1-3, risultato che conferma la forza della formazione campana e lascia i gialloblu a fare i conti con una classifica preoccupante. Il Savoia ha capitalizzato nel primo tempo 3 errori dei padroni di casa. La squadra di Infantino aveva recuperato lo svantaggio arrivato da un regalo confezionato da un disimpegno leggero di De Minne con un Eurogol di Marco Scolaro. Sul 2-1 per i campani lo stesso De Minne subisce un clamoroso fallo in aria, per tutti è rigore netto, tranne che per il direttore di gara che lascia correre tra la protesta collettiva. Nel recupero del primo tempo micidiale terzo gol degli ospiti che chiudono la gara. Nella ripresa il Favara ha avuto la possibilità di riaprire i conti, ma Tripicchio ha sprecato un gol già fatto. Poi il Savoia ha gestito la gara fino al 94esimo.
Nel dopogara Infantino non cerca alibi, abbiamo responsabilità sui gol subiti. Sapevamo della loro forza sui piazzati, ci hanno costruito un campionato, eppure ci siamo lasciati sorprendere. Dal canto suo, mister Raimondo Catalano, allenatore del Savoia, non nasconde la sua soddisfazione per il risultato di Favara e per la sua posizione in classifica, in testa al campionato. Ma ascoltiamo entrambi gli allenatori nelle interviste che abbiamo realizzato in sala stampa. Mister, siamo qui a commentare purtroppo una nuova sconfitta per Castrum Favara. Certo, arriva con la prima in classifica, anche se devo dire che soprattutto nel primo tempo questa differenza non si è proprio notata, anzi Favara è andata avanti con una gran forma, con una gran bella prestazione e ha preso il primo gol forse nel suo momento migliore. Ma dovremmo fare mia colpa, perché credo che sui 3 gol abbiamo responsabilità, non ci sono dubbi su questo. Il primo abbiamo fatto un errore di lettura e poi sapevamo che loro hanno strutture importanti, su calci piazzati ci hanno costruito un campionato e così è successo. Credo che la partita è lì. Poi però parlate di belle prestazioni, adesso ora siamo un po' più stanchi, ora vorremmo fare un po' di punti, vorremmo smuovere la classifica sapendo che il percorso è quello che ci aspetta. Mi dispiace perché nel contesto ci mancano 1-2 punti e poi affrontare le ultime 10. Io credo che ci sia grande amarezza oggi, grande delusione. Tanti giocatori oggi hanno troppo sentito la partita, forse lì magari ho sbagliato io nella preparazione. Io ho detto che tanti giocatori oggi sono mancati nella qualità, nella rifinitura. Questo ci deve fare una grande lettura, quella del Savoia, che prima in classifica, quando c'è di buttare la palla in tribuna lo fanno, e questa è grande umiltà, sapendo che questo è il campionato. Qualcuno ancora non ha capito che questo campionato è anche questo, l'aspetto agonistico è essenziale. Siamo belli, siamo bravi, credo che abbiamo fatto sempre delle buone partite, però poi manca sempre qualcosa e questa qualcosa o la usciamo, non ci sono dubbi su questo. C'è stato qualche errore della Castrum Favara, 2 palle in attivo comunque da calcio d'angolo per i 2 gol degli avversari. Devo dire che c'è stato anche qualche errore arbitrale, insomma un mix che non ha portato bene a Favara. Non a portare bene, noi dobbiamo fare di tutto che gli episodi vengano a nostro favore. Vuol dire che manchiamo in qualcosa, non ci sono dubbi su questo. Noi se ci concentriamo sull'arbitro, anche se ha fatto degli errori, noi ci dobbiamo concentrare su noi stessi, su quello che dobbiamo fare, sul campionato che dobbiamo fare. Questo l'ho detto quando sono tornato, è un altro tipo di campionato che dobbiamo fare rispetto all'inizio dell'anno. Ci dobbiamo calare in questa realtà. La realtà è che siamo penultimi, terzultimi lì a pari punti, non lo so, la classifica è quella, sappiamo, e l'ho detto il primo giorno, il nostro obiettivo è quello di posizionarci la migliore posizione, di fare i play-out in casa come l'anno scorso. Non voglio illudere nessuno, sapevo quando sono tornato che campionato dovevo fare. Mi sono preso un castrum, tutti no, il castrum, mi prendo sempre un bruciore di stomaco tutti i giorni, perché la sto vivendo in un modo straordinario, perché ci tengo tantissimo, ci tengono tutti i ragazzi, però mi dispiace oggi uscire con questo risultato, anche se si poteva perdere, però gli avversari dovevano dimostrare che erano più forti di noi. Mi preme sottolineare l'accoglienza da parte della società della Castrum Favara, a cui va dato atto ed è un grande merito, e cui faccio un grande in bocca al lupo, soprattutto a una società che si comporta in questa maniera, a un allenatore che stimo tanto, sia come persona che come allenatore. Temevo molto questa partita, abbiamo fatto una bella partita, soprattutto da un punto di vista dell'intensità. Abbiamo letto i momenti,
abbiamo capito anche che c'era poco da scherzare contro una squadra aggressiva come il Favara, e sì, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché stiamo continuando questo sogno, stiamo continuando questo percorso, avanti così. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. E ora gli altri risultati con Carmelo Lentini. In Serie D girone il Castrum Favara perde il confronto interno con il Forte Savoia e compromette ulteriormente la propria classifica. Il Paternò si aggiudica il derby dei poveri con la San Cataldese. Continua invece la debacle della Cireale. Il Milazzo supera la Vibonese con una quaterna di reti, mentre termina in parità la gara Regina-Messina. In classifica generale Savoia e Nove Igea sono in vetta, seguono un punto la Nis, rinviata per impraticabilità del Gaeta en Atletico Palermo. In eccellenza il girone A sconfitto il Licata sul campo di Piana degli Albanesi, che così accorcia il distacco dal Marsala portandola ad 8 punti. Nulla di compromesso, ma una semplice battuta di arresto che ci può stare per i ragazzi di Lillo Buonfatto. Si rifà sotto il Camarat dopo la vittoria ottenuta fuori casa nel derby con l'Unità Sciacca. In promozione gironei ancora una vittoria per l'Aragona di mister Carmelo Giordano, la 18ª su 22 giocate sinora, che aumenta il vantaggio a +8 sulle immediate inseguitrici Gemini ed Alcamo, e così vede il traguardo in eccellenza sempre più vicino. Mancano infatti 8 giornate alla conclusione del torneo e mantenendo questo ritmo di risultati, l'Aragona sembra essere destinata a chiudere i conti con qualche domenica di anticipo. Al Totorusso il testacoda è risultato un po' complesso contro un Terrasini Mundi che si è rafforzato nel mercato invernale e che ha visto gli ospiti passare per primi in vantaggio con l'esperto attaccante palermitano Agostino De Luca. La classica doccia fredda in una giornata decisamente invernale, ma supportata dal calore dei propri tifosi aragonesi che iniziavano a spingere i propri beniamini. E il risultato sperato arriva quasi subito grazie alle marcature di Pirrotta, Namia e Genoa su calcio di rigore, tutte segnate nel primo tempo, che di fatto hanno poi chiuso i conti definitivamente. Giornata positiva anche per le altre agrigentine del girone. Il Casteltermine ha infatti sbancato il terreno del Fulgatore con una rete di Noto e, cosa strana, la compagine del presidente San Vito sinora ha vinto più volte fuori casa 4 che in casa 3. Si rifà sotto il Gemini che ha superato il Salemi con una tripletta, Licata, poi Stasse e poi ancora Mondino, mentre è stato un pari 2-2 per la Margheritese che contro un avversario forte e organizzato. Le reti sono state segnate quelle bellicine da Sant'Annera e da Zinna. Grazie a questi risultati, a parte l'Aragona che aumenta così il distacco, il Gemini guadagna qualche posizione e si posiziona in seconda in compagnia dell'Alcamo. Il Casteltermine esce dalla zona play-out, mentre Margheritese si attarda in 7ª posizione. Comunque si ritrova fuori dalla griglia dei play-off. Il prossimo turno l'Aragona sarà impegnato fuori sul campo del Salemi. Il Gemini sarà ospite del campo reale. La gara è stata anticipata al sabato, mentre il Casteltermine ospiterà l'Ostrico Valderice. Infine la Margheritese se la giocherà sul terreno di gioco dell'Aspra. Infine gli altri tornei, promozione D, prima categoria girone B sino alla terza, hanno osservato un turno di sosta ed ora spazio alle interviste. Post gara Aragona Terrasini, in sala stampa mister Carmelo Giordano per commentare l'ennesima vittoria della capolista, un altro mattone verso il sogno chiamato eccellenza. Sì, però non sono completamente soddisfatto della prova dei miei perché l'abbiamo approcciata male, l'avevo detto in settimana che il Terrasini non veniva qua a fare la vittima sacrificale, il primo tempo abbiamo sofferto, abbiamo palleggiato tanto, ma palleggiare non significa portare sempre a casa il risultato. Poi il secondo tempo siamo stati anche
spreconi con Namio, perché abbiamo forzato le giocate dove bisognava essere più lucidi, però alla fine penso che il risultato sia meritato e che io parlo sempre di percorso. Voglio estraniarmi da questo tipo di discorso classifica, eccellenza, perché devo essere concentrato durante questa settimana come preparare la trasferta a Salemi, che è difficilissima, quindi per noi è un percorso importante. Sono soddisfatto e sono contento soprattutto per il pubblico, perché nel primo tempo, quando siamo andati sotto, ci ha spinto per la rimonta e quindi un obiettivo, dicevo a Luigi Monreale, lo abbiamo centrato quest'anno. Oltre a quello che sarà poi l'epilogo del campionato, abbiamo creato quel senso di appartenenza che un po' nel tempo si era persa ad Aragona, e di questo ne vado orgoglioso. Come l'avete vinta questa partita? Abbiamo vinta con qualità, perché mettendo 4 punte in campo, perché Sclafani, Namio, Pirrotta e Genova poteva far pensare a una squadra a trazione anteriore. Hanno segnato tutte e tre, faccio un plauso a Genduso che è entrato bene, ma questa squadra ha dimostrato Graceffa, una menzione per Graceffa, perché oggi, sai Davide, non è quelli che giocano che devi portare alla tua parte. I riferimenti importanti nel mio spogliatoio sono Palumbo, Vullo, Graceffa, gente che oggi ha poco minutaggio, sembra vivo, però che nell'equilibrio dello spogliatoio e nell'economia della squadra sono i principali protagonisti, perché sono quelli che riescono a mantenere un equilibrio inalterato dello spogliatoio, e di questo voglio pubblicamente ringraziare i ragazzi, oltre a tutte le persone che si spendono per l'Aragona Calcio, perché è giusto non solo menzionare Rizzo, Maligno, Monreale, ma qua c'è un'organizzazione, tutti che lavorano H24 per il bene dell'Aragona, e di questo ne vado orgoglioso. In sala stampa il presidente Luigi Monreale per festeggiare l'ennesima vittoria dell'Aragona, traguardo eccellenza sempre più vicino, ma quanta sofferenza per battere il Terrasini. Sofferenza che avevamo anticipato nel pre-gara, perché sai, queste sono squadre che magari dagli schemi chiusi che vengono qui si chiudono e non è mai semplice, se non riesci a chiuderla subito poi portarla a bordo, però c'è da dire che oggi il mister ha fatto una profonda rotazione, ha fatto giocare tanti ragazzi che magari nel corso del campionato hanno trovato poco minutaggio, e di questo gli va dato merito, perché mister Giordano riesce a tenere lo spogliatoio unito e non è cosa di poco conto. Tifosi in festa anche oggi, esultando al grido "la capolista se ne va". Sì, i tifosi oggi come sempre hanno dato dimostrazione, insomma, di essere sempre presenti, gli sportivi tutti. Oggi abbiamo fatto il sold out a Totorusso. Nel merito mi preme anche ringraziare tutte le persone che fanno sì che tutto si svolga nel migliore dei modi e in piena sicurezza, a partire dalla sezione Carabinieri di Aragona, che come ogni domenica svolgono un servizio eccellente, ai ragazzi della security, a tutti quelli che poi si occupano della logistica, quindi dell'organizzazione dell'evento. Bravi tutti. Traguardo sempre più vicino, Presidente? Mi viene da ridere perché c'ho il mister dietro che mi dice no, però è giusto così, perché fin quando la matematica non ci dice che vinciamo il campionato è giusto mantenere i piedi per terra. Però certo, più 8 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici a 8 gare dalla fine, è evidente che insomma il traguardo è sempre più vicino. Con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci.